Giusto una piccola parola sul modello che abbiamo pubblicato, anzi sarà per essere pubblicato prossimamente. Qui distinguiamo fra un modulo interno e la funzione dell'artefatto. In base a questa distinzione classifichiamo quello che in letteratura prima era in un certo senso ammassato in una categoria unica. Quello che vorrei fare nei prossimi 20 minuti o giù di lì è mostrare l'impatto del meccanismo presentato da Giuseppe in un campo specifico, di cui abbiamo visto come l'exaptation possa spiegare una serie di fenomeni in campi diversissimi. Ora andiamo più nel dettaglio della storia di un materiale semplice, il catrame. Il catrame è un materiale umile, però in realtà è uno dei materiali più importanti della seconda rivoluzione industriale. È quello che racconto qui, sono alcuni esempi di trasformazione del catrame e degli eventi affascinanti, alcuni dei quali sono ancora letteralmente intorno a noi. Il catrame nasce dal carbone. Il carbone veniva utilizzato inizialmente per produrre il gas light, per illuminare le città alla metà dell'Ottocento. Un prodotto di scarto era il catrame, veniva letteralmente gettato via. Di lì un signore, William Perkins, era un 18enne studente di chimica a Londra, con un professore famoso, Hoffman. Hoffman gli dà l'incarico di, in base alla similarità della struttura chimica del chinino e del catrame, gli dà l'incarico di fare la sintesi artificiale del chinino. Il chinino si produceva da un albero peruviano, la Cinchona tree, molto raro, ed era uno dei fattori che bloccava l'espansione degli imperi coloniali alla metà dell'Ottocento, perché la malaria sterminava e continua a sterminare, o comunque a incapacitare vaste parti di popolazioni, soprattutto nelle zone della parte meridionale del pianeta. Perkins prova a farlo, ma per caso arriva a produrre un liquido denso di un colore viola, che peraltro è il colore imperiale, e siccome era anche un pittore nel suo tempo libero, capisce che la borghesia emergente ha bisogno di coloranti artificiali, perché i coloranti naturali sono costosi, rari e di difficile produzione. Con l'aiuto del padre mette su un'impresa, la Perkins, che è la prima impresa di coloranti artificiali del mondo. E questo è il vecchio Perkins con la sua moveina, che in realtà è un'anilina, che è il primo colorante artificiale. Sbaglia a ottenere un brevetto, i francesi prima e poi i tedeschi lo copiano, e nel giro di pochi anni l'industria dei coloranti artificiali esplode. La Bayer, la BASF, la Oxt e tutte le imprese che poi diverranno e sono tuttora le imprese farmaceutiche di riferimento del mondo, con l'eccezione dell'ICI che è nata dopo e altre, sono nate come imprese di coloranti artificiali in quel periodo lì. Questo probabilmente è l'abito che la regina Vittoria ha indossato con colorante artificiale, per cui lui ha preso un prodotto di scarto, lo ha esattato e ne ha fatto un prodotto industriale. Di lì poi è nata la sua impresa, e di lì è nata l'industria chimica moderna. L'industria chimica moderna nasce fondamentalmente dall'exaptation del prodotto di scarto. La storia non finisce lì. Uno dei coloranti artificiali sviluppati per via non exaptiva ma adattiva, dove mettiamo queste curve, queste linee diritte, indichiamo degli sviluppi adattivi e non exaptivi, quindi sviluppi in cui la forma segue una funzione, un'intenzione esplicita del progettista, designer, scienziato o chi per lui. Il metilene blu è uno dei coloranti sviluppati dal direttore della Hext, una delle più grandi industrie farmaceutiche tuttora, chimiche farmaceutiche, ed è un colorante tuttora artificiale. Io sono vestito in blu oggi e sono convinto che tutto è stato colorato col blu di metilene.
Il buttimetilene è importante perché, fra le altre cose, uno scienziato medico tedesco, un professore ebreo che lavorava senza stipendio perché gli ebrei non potevano essere pagati al tempo, e lavorava solo perché era protetto dal ministro della ricerca prussiana, altrimenti sarebbe stato licenziato. Paul Ehrlich, premio Nobel per la medicina nel 1908, scopre che il metilene può colorare i batteri, in particolare questi sono i batteri della tubercolosi, ma non solo. Osserva che colora i batteri, ma colora selettivamente l'apparato nervoso dei batteri. Lì diviene l'idea che l'intervento di una sostanza chimica artificiale può influire sul metabolismo batterico, cellulare, e quindi può essere usato per controllare patologie o fisiologie in organismi cellulari. E di lì nasce sostanzialmente l'idea dell'industria farmaceutica moderna, perché l'idea di usare sostanze artificiali per influire sul metabolismo o sulle patologie era un concetto inesistente. E di lì poi, siccome era una persona molto smart, molto più di Fleming, che 40 anni dopo inventerà la penicillina, per altri motivi, applica il blu di metilene a malati di tubercolosi e scopre che funziona, almeno su alcuni tipi di malaria. E per cui lì nasce non solo l'industria farmaceutica moderna, ma nasce attualmente, sto dicendo dall'inglese qui, ma nasce il primo farmaco sintetico moderno, che era un colorante artificiale, un'exaptation straordinaria. La storia non finisce lì. Il blu di metilene, peraltro, può essere convertito in un'altra sostanza, che è la fenotiazina, e la fenotiazina è stata usata in maniera, in questo caso, adattiva da uno scienziato, da un medico francese, che era l'enfant terrible della cultura francese intorno alla Seconda Guerra Mondiale e dopo la Seconda Guerra Mondiale, che era interessato a produrre, a sintetizzare degli anestetici più efficaci. Laborì era un chirurgo, e di lì però nota che dando questa sostanza, che poi è chiamata la chlorpromazine, a dei pazienti in attesa di essere operati, nota che diventano molto calmi, straordinariamente calmi. E lì, da capo, persona intellettualmente estremamente curiosa, di grande, con grande spettro di conoscenze, ben al di là della medicina, consiglia a due colleghi psichiatri di usare la chlorpromazine su pazienti psicotici gravi. E gli effetti furono rivoluzionari, perché la chlorpromazine, che poi in Italia, ma non solo, è stata venduta per decenni come l'Argactil, è stato il primo farmaco, la prima sostanza chimica a essere usata come farmaco nelle psicosi gravi. Era già esistente, era un anestetico. E infatti gli effetti furono impensabili. Negli Stati Uniti la popolazione di pazienti psichiatrici gravi internati in quelle che erano effettivamente prigioni passò nel giro di pochi anni da 5 milioni e mezzo a circa 400.000, un fattore di riduzione di un ordine di grandezza. E da capo parliamo di sostanze sviluppate per una funzione che vengono utilizzate per una funzione diversa. Ce ne sono tanti altri casi, ci sono stati 11.000 papers di ricerca pubblicati sul blu di metilene, che è il colorante che colora la mia camicia, e quelle probabilmente di molti di voi. Un'altra storia interessante è quella, un altro derivato dell'anilina, quindi scoperto da Perkins, è l'acetanilid. Non so perché i chimici danno dei nomi così complicati. Essenzialmente la storia qui è un'altra storia di caso, di casualità. L'acetanilid è un colorante e un giorno due medici a Strasburgo chiedono a una farmacia della naftalene, che è un antivermifugo. Al tempo i farmacisti preparavano i composti partendo dalle sostanze primitive, sostanze basi, si sbagliano e mandano l'acetilanid invece della naftalena. I vermi rimangono nello stomaco del paziente, ma la febbre collassa.
altre persone intelligenti che notano il cambiamento. Uno di loro lavorava per un'azienda chimica tedesca, la Calle, allora la chimica e la farmaceutica essenzialmente la stessa cosa, e di lì cominciano, dopo qualche studio breve, cominciano a commercializzare un antipiretico, cioè contro la febbre, chiamato antifebbrina. Perché lo chiamano antifebbrina? Perché l'acetilanide l'avevano tutti, perché non avrebbero potuto far soldi ottenendo un brevetto per qualcosa che era già diffuso dovunque. Per cui si inventano un nome, un brand name, per cui i farmacisti sono obbligati a vendere l'acetanilide sotto il brand name della antifebbrina, e quindi erano costretti a comprare essenzialmente acetanilide dall'unico produttore di antifebbrina, che era esattamente la stessa cosa che gli altri facevano. Per cui la storia dei farmaci generici o meno è una storia antica. Ma essenzialmente questo è il primo uso di brand in farmacologia. Peraltro poi qualche anno dopo, un secolo dopo, si è scoperto che gli effetti sul fegato che si sospettavano nel selenide sostanzialmente non esistono, e l'antifebbrina adesso è venduta come tachipirina in Italia o come paracetamolo nel mondo anglosassone, per cui anche quella viene da una storia di exaptation. Ce ne sono altre, questa qui, l'anilina può essere anche convertita tramite una serie di processi chimici, un composto si chiama hydrazine. La hydrazina è stata sviluppata come un farmaco antimalarico. Gli studi, i trials medicali cominciano nel 1952 in 3 ospedali diversi negli Stati Uniti, e i risultati sono riportati in questa rivista Life del 1952. La tubercolosi era già stata parzialmente risolta al tempo, rimanevano i malati terminali, quelli che resistevano alle ciclosporine e ad altri farmaci già inventati dopo la rivoluzione degli antibiotici. Quello che succede è che questa sostanza, l'iproniazid, che è sviluppata come un antitubercolotico, viene data a pazienti gravi di tubercolosi. Il medicinale funziona estremamente bene, ma non solo. I pazienti diventano euforici. Questi sono pazienti gravi di tubercolosi dove 2 mesi di iproniazid che danzano nella hall dell'ospedale. È tutto riportato alla rivista Life. E questa è pagina 20 e pagina 21 della rivista Life. Da capo, è il primo antidepressivo della storia. Come nei casi riportati da Giuseppe, non è stato tecnicamente inventato, non c'era un bisogno di antidepressivo. C'erano gli antidepressivi naturali, ma artificiali. L'iproniazid, che poi è venduta come Marsilide, tuttora venduta in Francia, è il primo antidepressivo della storia. È il primo antidepressivo che nessuno cercava, ma come artefatto si presentava come un antitubercolotico. Possiamo andare avanti con le storie, sempre dal catrame. Un chimico tedesco, Runge, aveva sintetizzato il fenolo e i composti fenolici, di lì un signore che si chiamava Joseph Lister. Joseph Lister è un giovane chirurgo del tempo, stiamo parlando del 1950, al tempo la chirurgia era un affare piuttosto crudo, perché gli anestetici non esistevano, gli antisettici non esistevano, la bravura di un chirurgo si misurava dalla velocità con cui amputava un arto. Non era raro che un chirurgo amputasse una gamba, ma anche il dito di un assistente. Gli assistenti servivano a bloccare i pazienti in sofferenza atroce, ovviamente. Sì, è piuttosto... E comunque il fenolo era usato per deodorare le fogne. Questo signore Lister ha l'idea di usare il fenolo come un antisettico, e questa è una fotografia del tempo. Questo è un distributore un vaporizzatore di composti fenolici, ed è il primo antisettico della storia. Il primo antisettico della storia era un deodorante per fogne, sviluppato per ragioni interamente diverse. Taccio quell'altra storia. Il British Medical Journal qualche anno fa scrive che Lister ha salvato più vite con l'introduzione di questo sistema di tutti quanti i morti fatti nel 1900 da tutte le guerre del 1800, è un articolo relativamente recente. Peraltro, se usate la Listerine è esattamente la stessa cosa.
La Listerine è, d'altronde come il nome stesso indica, viene da Joseph Lister ed è un antisettico per uso orale. Le storie vanno avanti, un'altra storia interessante, un altro colorante sviluppato dal catrame sono gli azo dyes, che al tempo erano molto importanti, sono coloranti rossi. Il viola perde importanza, il fashion del viola scompare, per cui le industrie cercano dei coloranti e per un decennio e più i coloranti azo diventano i coloranti fondamentali. Un medico tedesco, Domach, scopre che un colorante venduto a tonnellate dall'industria, il Prontosil, e il nome era Prontosil rubrum, era commercializzato con questo nome ed era un red azo dye, essenzialmente ha funzioni antibiotiche. La storia è praticamente drammatica perché un anno dopo che scopre questa intuizione, la figlia di Doma, che aveva 6 anni, si ferisce, un taglio superficiale, ma al tempo un taglio superficiale poteva infettarsi e la figlia era in fin di vita. Il consiglio è di amputarle la mano, nella speranza di bloccare la gangrena. Domach prova disperatamente il sulfanilamide, il Prontosil rubrum, e funziona, salva la vita della figlia, anche se il colore della pelle per molti anni diventa marcatamente rosso, ma insomma, fra le cose. E il sulfanilamide è il primo antibiotico a basso spettro per streptococchi, quindi gram positivi. Questo è ben prima che la penicillina si capisse, sebbene la penicillina fosse stata scoperta nel 28, l'uso per antibiotico è nel 40, perché Fleming non capì nulla di ciò che aveva scoperto. E lo scrive, infatti, se si leggono gli articoli del tempo si vede che lui pensava che la penicillina fosse un antisettico per applicazioni superficiali, non un antibiotico, eccetera, eccetera, eccetera. Le storie sono tante, anche il Valium in realtà, che usiamo come sedativo, è una benzodiazepina, la benzodiazepina non si è sviluppati come dye, eccetera, eccetera, eccetera. Per cui, se mettiamo tutti quanti insieme, vediamo che in un campo molto specifico, che è quello della farmacologia derivante dal catrame, che era un prodotto di scarto di un processo industriale, il primo colorante artificiale, l'origine dell'industria chimica moderna, il primo antidepressivo, la prima medicina sintetica, l'origine dell'industria farmaceutica moderna, il primo antipsicotico, l'uso dei brand di medicina, il primo antisettico, il primo antibiotico a vasto spettro non ho parlato di quello, ma ce ne sono anche altri, la saccarina è uno sweetener, anche quello esisteva essenzialmente, già svolgeva un'altra funzione. Qual è il punto? Il punto è che questa cosa qui è importante. Il punto è che questa cosa qui, come ha detto Giuseppe, guida una buona parte del processo scientifico, dell'invenzione o dell'innovazione scientifica e tecnologica. Però è largamente ignorata. Non solo è largamente ignorata, ma il problema è che la maniera in cui è strutturata la ricerca scientifica e tecnologica ostacola obiettivamente e oggettivamente processi legati un po' al caso, legati alla metamorfosi funzionale di cui Darwin aveva intuito l'importanza. Ora uno potrebbe dire, ma guardate, effettivamente sembra che la maggior parte di questi processi siano avvenuti in tempi abbastanza remoti, e la cosa è vera. Infatti probabilmente avvengono meno di quanto avvenissero nel passato. Una spiegazione è che abbiamo scoperto le cose facili, adesso rimangono quelle difficili. E recentemente c'è un libro che si chiama The Rise and Fall of Modern Medicine, che essenzialmente dice abbiamo scoperto le cose facili, ciò che rimane sono quelle toste. Cioè il processo di aging, il processo di invecchiamento, processi infettivi di cui non abbiamo capito la natura, eccetera, eccetera. Ma a me non sembra vero, a noi non sembra vera questa cosa qui. Vi do un paio di esempi. Quindi il punto è quello che deriviamo da questa casistica fenomenologica. Essenzialmente sono due tipi di approccio al problema. Un approccio che chiamiamo diretto, cioè abbiamo chiaramente identificato un problema, quindi cerchiamo una soluzione a un problema ben identificato. Questo presuppone che gli obiettivi siano chiari, presuppone che le metodologie siano ben sperimentate, presuppone che l'aspetto istituzionale della ricerca sia stato testato, è un approccio inverso, un approccio in cui
riconosciamo che qualsiasi artefatto, concetto scientifico, potrebbe essere la soluzione di un problema non ancora identificato. Quindi l'acceptation come un ponte fra la capacità funzionale non rivelata, la ricchezza nascosta di una tecnologia e un problema che è separato, non è collegato, apparentemente non è collegato, ma che viene connesso tramite un acceptation. E questo contrasto fra ricerca inversa e ricerca diretta è un contrasto drammatico, perché se uno va a studiare, sto occupando di storia della ricerca sul cancro, è una cosa discretamente interessante. Nella ricerca sul cancro sono essenzialmente tre ipotesi: il cancro in origine virale, il cancro in origine è legato al lifestyle, quello che mangiamo, l'inquinamento, eccetera, eccetera, oppure in origine genetica. Allora, il primo che, se ci concentriamo solamente sull'origine virale, questo signore Peyton Rust nel 1920 scopre un virus che causa un cancro nelle galline. Ottiene il premio Nobel 50 anni dopo. Per 40 anni cercano dei virus che inducono cancri nell'uomo, non ci arriva nessuno. Ci arriva questo signore che era un medico missionario irlandese, un pessimo studente che scopre la religione, si dà alla medicina, eccelle, va in Africa e lavora in Africa e lì nota un cancro strano che si chiama il Burkitt, ha preso il suo nome e quella è la foto meno drammatica che sono riuscito a trovare. È un cancro essenzialmente che prende la mascella o altri organi, un cancro rapidissimo, ammazza giù un paio di mesi, essenzialmente colpisce i bambini. Lì comincia a studiare la casistica e capisce che deve mappare la diffusione geografica di questo cancro. Ottiene un finanziamento dal Medical Research Council dell'Inghilterra di 250 sterline e di lì con un amico, grazie alla sua rete estesa, missionaria, amici, collaboratori, eccetera, eccetera, fa un giro di 16.000 chilometri in Africa e mappa la presenza di questo cancro che è sempre stato lì, ma nessuno se n'era accorto. E nota che questa mappa del sarcoma di Burkitt è essenzialmente la mappa della malaria. Allora l'intuizione è che il sarcoma di Burkitt è causato da un agente, è infettivo. Di lì, grazie a due virologi, Epstein e inglese, non mi ricordo, esce fuori il primo virus che causa il cancro nell'uomo. A questo punto la scienza dice: abbiamo trovato l'origine del cancro, dateci qualche anno e scompare. Nixon lancia il piano, il National Cancer Plan, e una marea di soldi enorme viene dedicata a trovare virus che causano il cancro. In maniera diretta diventa, se abbiamo messo un uomo sulla Luna, possiamo trovare i virus che causano il cancro. È giusto una maniera di applicare un biomilitarismo estremo con un target ben preciso che esclude qualsiasi deviazione dall'obiettivo prefissato. Il risultato è che dopo 500 milioni di dollari, dopo 15 anni, il risultato è zero. Non hanno trovato niente. Mentre un antropologo genetista, questo signore che ha avuto il premio Nobel per la medicina, Blumberg, cercando cose completamente diverse, accelero verso la conclusione, trova essenzialmente il virus che causa l'epatite B e poi causa il cancro dell'epatite B. Non cercava assolutamente il virus. Per cui questo è un effetto drammatico, un'evidenza drammatica dell'approccio diretto che esclude gli effetti di serendipiti, di causalità, e dell'effetto indiretto in cui persone che non avevano niente a che fare con la ricerca sul cancro trovano effettivamente risolvono alcuni problemi fondamentali nella storia del cancro. La stessa cosa si ripete per quanto riguarda il tentativo di trovare delle sostanze naturali come agenti chemoterapeutici. Nixon lancia ovviamente il War on Cancer, c'è uno screening sistematico, questo approccio militare, 114.000 sostanze vengono testate su modelli animali, per cui il tempo preso è spaventoso, 8 milioni di dollari, il risultato è zero. Il Taxol verrà approvato, scoperto qualche anno dopo, che viene poi dalla pianta, il Taxol è approvato nel 92, però per 15 anni ottengono zero. Mentre questi due signori, medici, esperti di diabete a Toronto, un giorno ricevono delle foglie di una pianta della Giamaica, in realtà è del Madagascar, che si chiama la vinca rosea, e in una lettera c'è scritto che la popolazione della Giamaica usa gli infusi di vinca rosea per controllare gli effetti, alcuni sintomi del diabete.
Loro provano sugli animali, quando iniettano un concentrato di vinca rossa, gli animali muoiono. Perché muoiono? Perché la resistenza immunitaria collassa, perché? Perché i globuli bianchi vengono distrutti dall'alcaloide presente dalla vinca rossa. Di lì hanno il tempo, i finanziamenti e il supporto per fare ricerca oncologica, non ha niente a che fare con la ricerca di cui erano esperti, e poi grazie, parecchi anni dopo, al supporto di Eli Lilly, una delle grandi aziende farmaceutiche, tirò fuori due sostanze, due agenti chemoterapeutici, sono tuttora fra le migliori medicine nella chemoterapia del cancro, tuttora in esistenza, la vincristina e la vinblastina. E da capo abbiamo questo contrasto fra chi cerca qualche cosa in maniera sistematica e fallisce sistematicamente, e chi invece, grazie alla diversità, grazie alla moltiplicazione degli approcci cognitivi, grazie però anche alla libertà di seguire tracce assolutamente incerte, che li portano sempre al di fuori del sentiero battuto, riescono a trovare. Per cui, se parliamo della guerra sul cancro, ci sono diverse pubblicazioni come questa qui che dicono che noi stiamo perdendo la guerra sul cancro. E il motivo che stiamo perdendo è che l'aspetto istituzionale è completamente sbagliato, o comunque fuorviante, o comunque blocca quel tipo di ricerca che è complementare a quella diretta, che però ci permette spesso di scoprire dall'arco alla freccia, al nuovo dominant design della lancia, al nuovo trattore, o i vari esempi in farmacologia riportati, ci permette di aprire nuove traiettorie di sviluppo. Infatti io non credo stiamo vincendo la guerra sul cancro, mentre stiamo vincendo quella per problemi cardiologici. Per cui qual è il problema? Il problema è quello che Nassim Taleb, l'autore del libro Black Swan, chiama la Soviet Harvard Syndrome. Cos'è? Questo approccio militare alla ricerca, in cui esperti selezionano altri esperti su base disciplinare, per cui se non sei della disciplina, se non fai parte della cricca, sei escluso. I finanziamenti americani al cancro vanno a pochissimi istituti. Ci sono 4.000 istituti che ricevono finanziamenti, ma in realtà i primi 10 ricevono il 90% dei finanziamenti, gli altri non ricevono praticamente nulla o ricevono briciole. Quindi l'accesso è ristretto, il problema deve essere preidentificato e deve essere chiaro. Ora, se questo fosse stato vero in tutti gli esempi di exaptation che abbiamo riportato, la ricerca non sarebbe mai avvenuta. Fleming non sarebbe stato finanziato, lo scopritore della GIC non sarebbe stato finanziato, la scoperta dell'insulina non sarebbe mai avvenuta e tutti gli esempi riportati sarebbero avvenuti. Ma perché? Perché se la ricerca deve essere hypothesis driven, deve avere una chiara metodologia, deve identificare gli obiettivi ex ante, e se vieni finanziato perché raggiungi quegli obiettivi, anche se c'hai un momento alla Fleming in cui scopri la penicillina, cosa fai? Lo metti sotto il tappeto, lo dimentichi. Oppure fai come il premio Nobel Mario Capecchi, Mario Capecchi, premio Nobel 2007, una storia eccezionale perché a 4 anni questo si ritrova invece a 40 in mezzo alla strada. La madre ebrea americana, il padre italiano, arrestata dai nazisti, questo a 4 anni, da 4 a 10 anni, per 6 anni, dal 40 al 46 sopravvive per le strade di Bolzano nel nord Italia durante la guerra. Come faccia? Sopravvive. La madre sopravvive a Auschwitz, ritorna, lo porta negli Stati Uniti, veniva da una famiglia influente americana, lui studia, diventa un professore importante, a un certo punto manda alla National Health Institute la proposta di 3 studi, di cui uno rivoluzionario e 2 più incrementali. La famous study section della National Health Institute gli dice: il primo dimenticalo perché è troppo rischioso, non arriva da nessuna parte, gli altri 2 te li finanziamo. Lui cosa fa? Prende i finanziamenti degli altri 2 e li mette sulla ricerca, sul primo, su quella rischiosa, dicendo nella dichiarazione durante il premio Nobel: se avessi fallito sarei andato a spazzare le strade. Ha ragione. E lì è inventata la tecnica del gene knockout, in cui si ingegnerizzano i topi o comunque animali per l'apparato genetico, per studiare cosa succede quando un gene viene sottratto. E questo che cosa possiamo fare? Ma la cosa che possiamo fare è semplice, in realtà è stata già detta da molte persone: bisogna finanziare la persona, non il progetto. Comunque bisogna introdurre dei finanziamenti alla persona che lasciano il tempo, la sicurezza finanziaria, la sicurezza del lavoro ai ricercatori per seguire queste tracce.
in inglese si dice wobbly, che non si sa dove ti porta. No, e questo è un articolo pubblicato su Nature da un epidemiologo di Princeton, di Stanford, Ioannidis. Ci sono tanti altri modi di fare ricerche, i tournament scientifici come il Board di Longitude o come i premi che vengono dati alla ricerca. Perché funziona? Perché non si seleziona in principio chi fa la ricerca. Il finanziamento viene dato a valle dell'ottenimento di un risultato. E la teoria del caos o la soluzione del problema della longitudine è stata risolta così. Adesso è usato in maniera di routine da Google per le varie iniziative. Ci sono tanti altri sistemi per fare ricerca, perché però sono esclusi in certe forme come quella della ricerca sul cancro, eccetera, eccetera. Infine, e ho preso più tempo di quanto avrei dovuto, infine, Giuseppe ha cominciato parlando di rivoluzione industriale, probabilmente sta avvenendo una rivoluzione industriale, ma quali sono i meccanismi per cui la rivoluzione industriale può avvenire o può essere accelerato, può essere più efficace? E il meccanismo è che all'interno di un sistema modulare si abbia la libertà di utilizzare i moduli o le teorie per scopi diversi per quelli per i quali sono stati concepiti. E qui ci scontriamo con il problema della proprietà intellettuale, che sempre più blocca questa forma di metamorfosi funzionale. Per cui, insomma, quello che abbiamo detto è semplice, questa cosa qui è importante, la ricerca inversa è importante, il meccanismo soprattutto dagli anni '80 in poi sempre più ostacola la ricerca inversa e l'exaptation sia in campo tecnologico ma anche in campo scientifico, e quello che possiamo fare è premere per modificare i criteri di finanziamento, le istituzioni, ma l'approccio stesso alla ricerca. Cioè dobbiamo riportare al centro la figura della libertà del ricercatore e dargli i mezzi per seguire le idee vaghe che nascono nel corso della ricerca. E detto questo, il gin and tonic, sia come exaptation che come programma a breve termine, come dire, è un augurio, grazie infinite per l'invito, grazie per la pazienza.